Iniziative di questo tipo per portare innovazione a cucina? Beh, soprattutto per pareggiare il lavoro che si fa in cucina in albergo con quello che si fa fuori. Fuori c'è un grosso movimento, tutti lo sappiamo, la cucina italiana sta guadagnando le più grandi veti a livello internazionale perché ci sono persone che con la loro autonomia riescono a portare avanti questi discorsi. Nell'albergo è un pochino più difficile, anche perché in quest'area c'è una grossa vocazione termale e ancora forse non si è scoperto che l'area padovana è ricchissima di prodotti che vanno poi inseriti nei vari ristoranti degli alberghi. Quindi l'innovazione è anche questa, cioè far capire che il cliente adesso sta cambiando e quindi anche le cucine e le sale dell'albergo devono cambiare e adattarsi a un ritmo un pochino più serrato, più diverso. Ecco, oltre al ritmo c'è un discorso di qualità particolare da portare o si lavora già sulla buona base? La base, almeno per quanto riguarda questo albergo, è già buona, però c'è da portare più prodotti del territorio, e questo sicuramente, e c'è da portare più creatività da parte dello chef che spesso invece viene un po' appannata. Ecco, noi serviamo da grimaldello per queste cose. A chilometro zero o non proprio? No, assolutamente ci sono dei prodotti che qui non possono non stare dentro questi diciamo, menù. Tanto è vero che il menù dell'albergo è stato condizionato con delle lettere, colorazioni diverse per far capire appunto questo atteggiamento di portare dentro chilometri zero, assolutamente prodotti del territorio.